Un lungo audio che racconta passo dopo passo le fasi dell'omicidio, ad incastrare l'aguzzino proprio la sua vittima che prima di essere uccisa ha attivato la registrazione con il telefono di quella lite trasformatasi nella cronaca dell'ennesimo femminicidio. Nicoletta Rotaru, 39 anni, è stata uccisa la notte del 2 agosto 2023. Il compagno Eric Zorzi, da cui si stava separando, ne aveva inscenato il suicidio. La coppia conviveva ancora in questa casetta nel quartiere di Monte Ortone ad Abano Terme. Nicoletta aspettava di firmare il contratto a tempo indeterminato per lasciare quella casa e trasferirsi con le due figlie piccole. I litigi con il compagno erano frequenti, lui la aggrediva non solo verbalmente ma anche fisicamente. Quella notte, rientrata a casa come altre volte, Nicoletta Rotaru aveva deciso di registrare con il telefono l'ennesima lite, gli insulti che riceveva dal compagno, non sapendo però che questa volta la registrazione avrebbe raccontato il suo delitto. Eric Zorzi aveva chiamato i soccorsi all'alba del 2 agosto del 2023 dicendo che la moglie si era chiusa in bagno e non rispondeva. I sanitari arrivati sul posto con facilità avevano sfondato la porta trovando la 39enne ormai morta rannicchiata nel box doccia con una cintura di pelle stretta al collo. Sembrava un suicidio ma qualcosa non tornava. Nicoletta era pronta a rifarsi una vita, aveva prenotato una vacanza con le figlie e poi c'erano i racconti dei familiari, quelle tensioni di coppia, le liti per la gelosia di lui e la separazione. I medici del 118 inoltre avevano sfondato la porta del bagno con facilità perché allora il marito non era riuscito a fare altrettanto. I carabinieri avevano acquisito il telefono di Nicoletta e qui hanno trovato l'audio di quella notte. Si sentono le urla, i rumori dell'omicidio, il corpo trascinato. Poi si scopre anche che il pannello centrale della porta del bagno si poteva rimuovere e riposizionare chiudendolo dall'interno con un chiavistello. Eric Zorzi aveva ucciso Nicoletta dopo che lei si era assopita a letto. È stato arrestato per omicidio aggravato. Per il 17 settembre è prevista l'udienza preliminare.